Il consigliere regionale Jonathan Montanariello si chiede se il passaggio fatto dall'assessore ai trasporti della Regione Veneto, nonché vicepresidente della Regione Elisa De Berti, con il ministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile Salvini, sia solo una passerella o se ci sia veramente qualcosa di concreto. Il consigliere, che ricopre il ruolo di vicepresidente della Commissione Trasporti della Regione Veneto, ricorda che le partite in sospeso sono diverse, si parla di Romea, di collegamenti ferroviari, di pedemontane e di stazioni ferroviarie che necessitano di riqualifica. Non si capisce bene, conclude Montanariello, se Salvini e De Berti si incontrino periodicamente per fare l'elenco delle incompiute oppure per darsi davvero una mossa. Questo per quanto riguarda il comunicato del consigliere. Vorremmo aggiungere un'altra opera all'elenco che da decenni si trascina anno dopo anno nella lista dei desiderata in questa parte del territorio veneto, lo sbarramento per il Cuneo Salino sul Brenta, che andrebbe a costituire una via alternativa alla Romea. Considerando le condizioni del ponte sul Brenta, sulla Romea, che da poco ha subito un importante intervento manutentivo, sarebbe poco lungimirante attendere l'emergenza per mettere in piedi un'opera per realizzare la quale mancano proprio le risorse che dovrebbe mettere in campo il Ministero. Intervento per il quale non si potrebbero, ma si dovrebbero, anzi si devono, trovare accordi per dare al Comune di Chioggia la possibilità di anticipare risorse provenienti dall'unica cassa che sappiamo averne, quella della legge speciale di Venezia e Chioggia, e attendere poi che il Ministero rimpingua la cassa con la sua parte. Al prossimo incontro l'assessore regionale dovrebbe aggiungere tale voce a quella dei desiderata, chiedendo che si intervenga il prima possibile. Forse non ci si rende conto di quanto essenziale sia questo ponte per la viabilità in quest'asse e quali potrebbero essere le conseguenze se si verificassero le previsioni dei tecnici. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.